Un grido di allarme si alza da numerosi negozi situati a Sottomarina, tra i viali che un tempo erano fulcro dello shopping cittadino: Viale Veneto, Viale Venezia, Viale Padova e la Rambla. Sottomarina sta lentamente morendo, il commercio è in grave difficoltà e serve la massima attenzione, che invece viene data solo durante l'estate, ad agosto, per una ventina di giorni, affermano. Ma le attività che stanno sollecitando un aiuto da parte dell'amministrazione sono aperte tutto l'anno e hanno spese di gestione per tutti i 365 giorni dell'anno. Di questo passo si finirà per chiudere, qualcuno ha già chiuso, altri potrebbero decidere di farlo a breve. Ma una città senza luci è una città morta. I commercianti di Sottomarina avevano già da tempo, sul finire dell'estate, chiesto un incontro con il sindaco per programmare gli eventi in modo da poter pubblicizzare e magari integrarli con ulteriori proposte, arricchendo l'offerta messa a disposizione dall'amministrazione. Se si parla di allungare la stagione turistica, affermano, il Natale potrebbe diventare un periodo interessante, essendo tra l'altro quello in cui la spesa della clientela cresce. I negozianti del centro di Sottomarina sono però rimasti delusi dalle proposte fatte o nulle o non includenti le zone centrali di Sottomarina, come quest'ultima offerta natalizia. Come sono delusi dalla mancanza di luce, rallegrare e rinvigorire le vie cittadine, che altrove vengono illuminate molto prima del canonico 8 dicembre. I commercianti ricordano che la serie Odio il Natale, girata a Chioggia, sarebbe potuta essere un volano per un importante progetto natalizio, ma sono rammaricati e affermano che si tratta di un'occasione persa. Per questo e per altri problemi vorrebbero avere un confronto con l'amministrazione. Confronto che, se vorranno, potranno avere anche questo venerdì mattina, anche per la programmazione degli eventi del prossimo anno. Infatti, proprio ieri, con una delibera di giunta, si è deciso di ricevere le proposte delle associazioni di categoria, delle associazioni sportive e del terzo settore per studiare un palinsesto di eventi per il prossimo anno. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink.